Amici bellini, allora, c'ho un ricciolo ribelle, da questa parte lo possiamo ignorare, voi mi darete atto niente, no, mi date atto di niente. L'AIA e poi pure le pagelle perché devo fare storico e quindi non mi posso dimenticare niente. Cominciamo. È un marchio pazzesco. Rumore incredibile. Allora, amiche mie, amici miei, Pasquale Cello o Sello, capita proprio a fagiolo perché io ho utilizzato l'archetto sul contrabbasso elettrico per la prima volta, nessuno mi ha fatto un video e che cacchio, mi sono proprio... però è una bella sfida, io amo le sfide, le accetto, le prendo e studio e cerco di migliorare è sempre la cosa più importante, fare le cose bene, se già le sai fare non serve a niente, e che migliorare poi nelle cose che non sai fare. Lasciate un like per i chiarimenti dell'AIA che non chiariscono niente, o meglio un pochino chiariscono la situazione ma le polemiche impazzano. Per una questione mia, mi perdonerete, ma faccio un ambrabam tattico per andare a riprendere un pochino quelle che erano le prestazioni. Dove sta? Perché se lo faccio bene è un conto, se non lo faccio bene, puff, benissimo. Allora riprendiamo un attimo e qua sui voti mi potete anche smentire, dare una mano, perché la mia memoria adesso è roba lontana, qualcuno sta già pensando ai Rangers e no, non va bene, tra l'altro è ufficiale, ne avrei potuto parlare anche ieri, ma insomma adesso abbiamo la certezza che la partita di Champions contro i Rangers, il Napoli, viene spostata di 24 ore, anche lì polemiche, non vi siete iscritti al canale Telegram, vedete? Vi siete dimenticati i like e tutte le cose. Iscrivetevi, sta sotto in descrizione, cioè avete le notifiche, non vi perdete un video. C'è un amico che io ieri ho fatto su Instagram la storia, insomma, di cui parlavo dei Bellini, di Allegri, e mi ha chiesto: ma tu il caso non no, mi ha chiesto un'altra cosa, insomma ho fatto il video, vuol dire che te lo sei perso, non è colpa tua, in descrizione. Di conseguenza voi mi date una mano con i voti, perché io mi sono dimenticato. I Rangers, insomma, viene spostata per andare indietro a me, perché io mi ero organizzato tutta la settimana intorno a quella cosa, potevamo fare la live eccetera eccetera, invece giocando il Napoli mercoledì può essere pure che me la devo perdere, è male proprio, è malissimo, perché che fare insiste. Allora andiamo a fare un po' di voti per cronaca e per storico. Meret, che gli diamo? 6, quell'incertezza, insomma, poi comunque Porto è violata ed è importante eccetera eccetera, anche se poi non è che lo Spezia si sia affacciato clamorosamente dalle nostre parti, anche per una buona prestazione difensiva, però quell'incertezza tra Mario Rui e Meret ovviamente si devono dividere un pochino la responsabilità, non lo possiamo mai sapere. Andiamo avanti con un 6, bene Meret, che continua, l'imbattibilità è importante per un portiere sicuramente. Di Lorenzo diamo un 6, 6,5, non mi ricordo cose clamorosissime, ha provato con qualche cross, ma alla fine, non essendoci poi una punta centrale da servire, non si potevano nemmeno fare cross, bisognava arrivarci con le cose. Diamo 6 a Di Lorenzo, 6,5 a Rachmani, 6,5 a Juan Jesus, partita number one, è bellissimo Juan Jesus, veramente è un personaggio straordinario, e 6,5 perché secondo me la partita era da 7 di Mario Rui, era molto molto vivace e presente nell'azione, però poi anche lui quell'incertezza, come detto, quindi si abbassa. Ndombele ovviamente sarà colpa sua, sarà colpa di Spalletti, sarà colpa dello suo stato di forma, io gli do 5,5, non di meno, perché mi è sembrato un pochino meglio rispetto alle altre, ma centrale qui non ci convince, magari in futuro quando sarà in forma ci potrà convincere. Ovviamente secondo me non può raggiungere la sufficienza, anche la sostituzione di Spalletti a fine primo tempo parla chiaro. Anghissà, anche lui sempre importantissimo, don't get me wrong, sempre importantissimo, ma in leggera flessione, non è l'Anghissà da 9 con il Liverpool, gli diamo 6,5. Elmas
io gli do 6, io gliela do sempre la sufficienza, voi continuate ad insultarlo, va benissimo, io penso di aver capito, e lo ha capito anche Spalletti, che il ragazzo vuole stare qua, vuole giocare un pochino più da protagonista di questa squadra, si mette sempre a disposizione, lo troviamo dappertutto, e Spalletti ci ha anche sottolineato che qualche percussione buona l'ha fatta. Poi quando sarà decisivo, un po' come si fa per Zielinski, no? Certe cose non si vedono, certi movimenti oscuri non vengono valutati e si valuta solamente se fai l'ultimo passaggio oppure il gol. Calma con Elmas, che secondo me è uno di quelli che lo accompagniamo all'aeroporto e poi ce ne pentiamo. Direi calma. Kvara 6,5, bene, cioè comunque crea lo scompiglio nel primo tempo, non è rimasto, insomma, ovviamente viene sostituito anche lui, però secondo me è sempre importante. Politano Lozano, diamo un 6 ad entrambi. Politano così, Lozano ovviamente meriterebbe un voto in meno, probabilmente per il gol che si mangia eccetera eccetera, però poi l'assist lo mette lui e poi se lo deve dividere con Gaetano, quindi anche a Gaetano io darei un 6 perché alla fine prende l'assist, però l'assist effettivamente lo fa Lozano. Allobotka diamo 6,5, se non mi sbaglio dovremmo dare 7 Allobotka, perché quando entra si vede che il Napoli ha una marcia in più. Come darei anche 6,5 che va sul 7. Peppe, decidi tu quello che vuoi fare, perché cambia la partita, siamo più vivaci, così. Su Raspadori ovviamente la partita che ha fatto ci mette in difficoltà perché non ci è piaciuto, si è mangiato parecchi gol, però poi segna il gol decisivo e quindi lo arrotondo anche lui a 6,5. Era una partita da 5 più o meno, però il gol è talmente importante che potrebbe anche arrivare a 7 se parliamo da risultati tristi, però siamo lì. Simeone poi entra, si sbatte, niente di che, quindi non darei voto, anche se sta in aria, così diamo il 6 pure a Simeone. Bene o male abbiamo completato questa cosa qua, giusto per sfizio. Quando entra Simeone va qui e poi Raspadori va qui ed Elmas va in questa zona e quindi Lobotka e Zielinski poi in fasi diverse della partita, però ce li ritroviamo qua. Poi anche Elmas poteva fare questa storia. Quando arriva Gaetano, Zielinski va un pochino più sotto Simeone, c'è sempre questa alternanza Raspadori, alla fine Raspadori ce lo troviamo qua, Simeone sta qua, Gaetano arriva nel momento del cross di Lozano e lo stesso Zielinski poi cominciava a partire da dietro insieme a Lobotka per fare un po' più di regia. Insomma, è chiaro, ne abbiamo parlato estensivamente anche nella live, ci siamo divertiti moltissimo e andiamo devo per forza, facciamo così e poi prendiamo un attimo questa cosa dell'AIA, che secondo me è importante. Non si può ignorare, ragazzi, la situazione dell'AIA, perché noi adesso vogliamo parlare della Juventus, parliamo della Juventus. È chiaro, la Juventus fa notizia, è chiaro. Una situazione del genere, se fosse capitata a noi, avremmo gridato allo scandalo, alla cospirazione, eccetera eccetera, e lo capisco, e capisco tutto quello che stanno dicendo i tifosi della Juve, non c'è dubbio. È chiaro che però i tifosi della Juve potrebbero e dovrebbero concentrarsi sul non gioco della loro squadra, ma questo nemmeno ci interessa. Quello che mi interessa sottolineare è che, al pari della cosa che è successa allo Juventus Stadium, sono successe delle cose strane anche a Lecce, sono successe cose strane in la partita della Sampdoria con il Milan, c'era un rigore per il Verona quando poi non arriva e arriva il raddoppio della Lazio, Bologna-Fiorentina. Insomma, piano a dire che tutto quello che è successo solamente lì, perché qua c'è un andazzo generale dove sembra che stiano arrivando alla conclusione che il VAR non serve a niente, anzi è peggio. E io non lo voglio accettare questo, è meglio sempre averlo. Se poi le telecamere non funzionano o non ce le hai a disposizione è un altro discorso. La nota ufficiale dell'AIA dice in giornata bla 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 bla, in merito all'episodio relativo a Juventus Salernitana, fammi mettere qua se non si legge bene, l'episodio del Salernitana è un video diffuso al termine della gara, dapprima in rete e poi ripreso da molti mezzi di informazione, diciamo lo Sky tranquillamente. L'associazione tiene a precisare che l'ordine
tecnico della Cannes ha visionato tutte le immagini messe a disposizione del VAR e della VAR per la gara in oggetto, non riscontrando alcuna corrispondenza con il video in questione. La nota prosegue. L'organo tecnico della Cannes ha anche chiesto espressamente alla società che fornisse il servizio tecnologico per la VAR se la camera in questione, definita tattica, fosse a disposizione degli addetti alla VAR per la gara disputata allo stadio. La risposta che veniva fornita è che la camera non era a disposizione del VAR e pertanto non era fruibile dagli arbitri. Con quanto precisato siamo convinti di aver fatto chiarezza sull'episodio. Non credo che si sia fatta molto chiarezza, o meglio, tutto questo ambarabam praticamente ci fa capire che ci sono delle immagini che poi non sono telefonini. Io devo ringraziare i miei amici abbonati che mi aiutano anche a capire certe note che non sono chiarissime. Non è un'immagine da telefonino che poi diventa importante per la cosa così. Ci sono delle telecamere proprio situate bene che vengono utilizzati magari per studi tattici, la chiamano camera tattica, che però non necessariamente vengono poi messe a disposizione da chi deve prendere le decisioni al momento. Di conseguenza che cosa dice l'AIA? L'associazione dell'arbitro dice sì, abbiamo visto, sicuramente Candreva teneva in gioco Bonucci e quindi il gol è da considerare regolare. Facciamo chiarezza, Bonucci è da considerarsi attivo nel momento in cui prova a prenderla, anche se non la prende. Non credo che Sepe ci potesse arrivare perché mi è sembrato abbastanza immobile, ma in quel marasma è proprio nella direzione del pallone, insomma ci prova, diventa attivo quando ci prova perché non si disinteressa. Ricordate, no? Il fuorigioco diventa non attivo quando tu ti disinteressi e te ne va, quello proprio salta. Quindi sarebbe stato da annullare e per questo viene annullato, visto che il VAR non aveva le immagini di Candreva a disposizione e non le poteva utilizzare. Se arrivano dopo, se arrivano anche 5 minuti dopo, non c'è niente da fare. Quindi è tutto logico quello che succede dopo. Milik che si toglie la maglietta e viene espulso, il marasma, Quadrado, Fazio, Allegri che viene così, e mi fa anche ridere che si venga a dire se succedeva a voi. È successo a noi, è successo a tutte le squadre in ordine, veramente a tutte le squadre. Non dobbiamo tornare indietro nel tempo di tanti anni e arrivare a Turone, possiamo arrivare alle cose a Quadrado con l'Inter per esempio in uno degli ultimi campionati, senza arrivare alle cose clamorose che conosciamo già, Montari eccetera eccetera. Quindi mi pare un po' forte gridare allo scandalo e dire che mamma mia, allora è un complotto contro la Juve per non farla vincere. La Juve ha dimostrato di avere dei problemi negli ultimi anni che devono risolvere sul campo, perché poi dicono sempre no, io non voglio parlare, c'è l'arbitro, fanno bene l'arbitro, io non voglio parlare, però, e poi ne parlano. È così, mi sembra un po' troppo facile. La cosa importante è che se ci sono delle camere che poi dopo alimentano polemiche, ma utilizzatele tutte, rimanete anche un minuto in più, si crea quel friccicorio nel pubblico e nella cosa che è anche probabilmente divertente, ti viene l'ansia che succede, che non succede. È il nuovo calcio e io lo preferisco anche perché 9 volte su 10 fai giustizia, poi c'è una volta in cui restano le polemiche e vabbè, vuol dire che ne parliamo come sempre se ne parla in Italia, ma perché negli altri campionati sento molto meno tutto questo casino, perché per loro è meno importante e si concentrano poi sulle prestazioni delle squadre che vanno bene o vanno male. Questo poi è la cosa, invece noi sempre a trovare scusette, pezzi a colori eccetera eccetera, e non mi sembra il caso. Da New York abbiamo chiuso questa cosa, o almeno si è fatta un po' di chiarezza. Sto sempre qua in mezzo che mi taglia la faccia, vabbè, abbiamo fatto un po' di chiarezza. Domani praticamente sarà vigilia della partita di Champions, quindi ci concentreremo e faremo delle ipotesi di formazione. Sappiamo che Lozano c'ha un po' di febbre, quindi piano piano, non sappiamo se recupera, Osimhen ovviamente non c'è, Demme non c'è e dobbiamo ipotizzeremo. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose credibili. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.